Ben ritrovati, buona serata da Teleradio Pace Sport. Ancora una volta siamo collegati in diretta da Casa Caritas a Chiavari. Un saluto a tutto lo sport ligure. Questa sera avete già visto una platea molto ricca di bambine e bambini, under 12, 13 e 14, ma andiamo poi nel dettaglio. Ciao. Buonasera. Ciao Luca. Buonasera. Allora, comincia a fare un po' più caldo, le squadre giungono quasi al termine, abbiamo anche qualche risultato importante. È stato un fine settimana, insomma, sia nelle vittorie che purtroppo anche nelle sconfitte. Giacomo. Sì, notizie molto positive e notizie molto negative per quanto riguarda, i risultati di calcio delle squadre ligure professionistiche di questo fine settimana. Partiamo dalla Serie C perché la notizia migliore è la vittoria dell'Entella per 2-0 a Campobasso, che anche grazie alla sconfitta della Ternana 1-0 contro il Carpi, adesso l'Entella a 3 partite alla fine è più 8, quindi gli basterà, indipendentemente dal risultato della Ternana, vincere alla prossima partita per festeggiare la promozione in Serie B. Il Sesti Levante invece ha perso 2-1 in casa contro il Milan Futuro, è stato rimontato e quindi rimane al penultimo posto, però a 4 punti di distanza dalle terzultime che sono Spal e appunto Milan Futuro. E ci sono ancora 3 partite. Ancora 3 partite, sì, diciamo che esatto. Ci sono ancora, proprio siamo abbastanza agli sgoccioli appunto del girone B di Serie C. Buone notizie anche in Serie D perché la Lavagnese ha vinto bene, ha vinto 1-0 contro la Fossanese e quindi rimane al 7° posto, però è solamente a meno 3 punti dal Ligorna che è quinto, che è l'ultimo posto che vale i playoff. Risaliamo le serie, andiamo in Serie A dove il Genoa ha vinto 1-0 con l'Udinese, una vittoria importante anche se ormai il Genoa è tranquilla a metà classifica. E in Serie B invece lo Spezia ha vinto 2-0 contro la Sampdoria, che è una buonissima notizia per lo Spezia perché si riavvicina al Pisa che ha perso. Ricordiamo che il Pisa è al 2° posto, che è l'ultimo posto per la promozione diretta, è solamente a meno 5, mentre invece anche con questa sconfitta la Sampdoria rimane al terzultimo posto, che sarebbe la zona di retrocessione diretta in Serie C. E anche notizie di oggi pomeriggio che è stato ufficializzato che l'allenatore dei Semplici è andato via, così come il direttore sportivo Accardi, e dovrebbe arrivare il nuovo allenatore Evani insieme a Lombardo e probabilmente anche Roberto Mancini nell'area tecnica, quindi un pochino gli ex giocatori della Sampdoria. Bene, allora invece Luca per la pallanuoto? Il pallanuoto ci regala un finale di stagione molto avvincente, anche perché sinceramente l'incertezza che c'è nei campionati di quest'anno sinceramente non me la ricordavo, da qualche anno che insomma le cose si arrivava alla fine che erano già più chiare. Invece abbiamo in Serie A1 che il Brescia, vincendo col Savona, rimane a 3 punti dalla Prorecco e sabato, non questo ma quell'altro, scusate, venerdì, non il prossimo ma ancora quell'altro, giocheranno praticamente per il primo posto, nel senso che ci sarà lo scontro diretto Brescia-Prorecco, però vale in caso di parità in classifica vale la somma punti delle partite, quindi all'andata Recco e Brescia hanno pareggiato, quindi se dovesse vincere il Brescia avrebbe più punti nello scontro diretto e quindi sarebbe primo Brescia, quindi un'incertezza che era da qualche anno che non si vedeva. Bene il Savona che perde col Brescia 6-5, però con grande Pietro Figlioli, una bella partita un po' all'antica, dove nella migliore tradizione della pallanuoto, con tante pause, alcune incomprensioni, arbitri che hanno scontentato tutti, ma questo è normale nella pallanuoto, quindi una bella partita, però è stata una bella partita, E in A1 femminile il campionato era fermo, ci sarà quel prossimo sabato invece l'ultima partita di campionato, il Rapallo andrà a far visita alla Briz Nuoto a Catania per mantenere il 3° posto, che senz'altro è un risultato di prestigio e poi in vista della finale scudetto lascia delle buone speranze. In A2 Chiavari Nuoto batte il Torino, quindi è sicuro ormai praticamente del primo posto nella regular season, mentre invece il Mobil Pesca Lavagna pareggia col Camogli e rimane in una situazione di classifica non proprio simpatica, ma poi ne parleremo un po' più approfonditamente.
Benissimo, allora dopo questa carrellata già di risultati andiamo a presentare gli ospiti nei dettagli. Abbiamo qua in rappresentanza tutti quegli atleti che avete già visto con le nostre telecamere, sia di Alessandro che dalla regia. Marco Dalmaso, direttore Scuola Federale Pallavolo Amis Admo. Insieme a Renzo Dalmaso, che è allenatore benemerito FIPAV nazionale. E poi abbiamo in rappresentanza un pochino delle ragazze della pallavolo Alessandra Detto, che è libero under 14. Alessandra, il tifo stasera è tutto per te, proprio evidente. Poi dalla pallavolo passiamo al calcio, dalla Virtus Entella abbiamo qua l'Under 12, Matteo Menini che è l'allenatore insieme a Giuseppe Valentino che è dirigente. Andiamo in platea perché abbiamo già visto dei volti famosi, poi andremo a conoscere che sono qua adesso da nonno, ma ci racconteranno qualcosa di più. Sì, diciamo da questo lato della platea, oltre a una nutrita rappresentanza dell'Entella Under 12 che vediamo in grigio, abbiamo Roberto Levaggi, già sindaco di Chiavari, ma questa sera diciamo con le qualifiche di nonno e ciclista. Simone Eduardo in rappresentanza diciamo dei genitori, appunto l'Entella Under 12. E invece per quanto riguarda la pallavolo, la Miss Admo con le squadre Under 12, Under 13 e Under 14. Allora facciamo fare un saluto, direi. Sì, dai, visto che sei col microfono andiamo a salutare Roberto Levaggi, ex sindaco questa sera. Mi alzo in piedi, dai. Va bene. Solo un saluto, poi dopo magari un grazie, saluto grazie agli sportivi presenti e non solo. Io sono venuto qui come Sappiamo ospite. Che sei uno sportivo. E sono il nonno di Max che gioca nella Virtus Entella e penso che sia una bellissima realtà questa. Una trasmissione che vediamo in tanti chiavaresi e non solo chiavaresi, mi sembra che ho tanti amici anche a Genova, la vedono tanti anche a Genova perché di lunedì sera, stasera c'è una partita di calcio importante, però in genere lunedì sera si vede volentieri Telepace per chi è sportivo, soprattutto per capire i risultati della domenica. Poi si recupera anche su YouTube, Teleradio Pace TV, il canale, volendo, quando ci sono le partite importanti lunedì. Comunque c'è da dire questo, che Telepace come notizia in generale, come nostro Tigullio, lo dico anche da ex sindaco, ma anche da persona che conosce tantissima gente, parla con tanta gente a tanti livelli anche nella provincia di Genova, è una delle televisioni locali più viste perché effettivamente è capillare in qualsiasi parte del nostro territorio, tanti piccoli paesi, vallate, non soltanto per la Riviera. Quindi vi ringrazio per il servizio che fate e ringrazio i tanti giovani che sono qui. Benissimo. Allora, Renzo, ti farei fare il primo saluto qua dal palco. Sì, tanti anni di sport, dobbiamo dire. Sì, solo un saluto, poi dopo rientriamo. Sì, ho iniziato nel 1958 come giocatore, quindi potete fare qualche calcolo. Poi il percorso lungo, prima a Chiavari, che aveva poche palestre basse e giocavamo lo stesso. Giocavamo ancora in campi all'aperto. Il momento della palestra Marchesani per Chiavari è stato avere in dotazione una palestra per quei tempi prestigiosa. Infatti i chiavaresi hanno risposto alla nostra attività che è iniziata da zero e pian piano, strada facendo, abbiamo avuto tutta una serie di avanzamenti e promozioni fino alla Serie B, che era allora la seconda serie. Era la Serie A e poi la Serie B. Quindi... Renzo, vedi che vediamo le immagini di Casa Marchesani, per te sei stato tantissime ore, forse quanto a casa da quelle parti. È no? casa mia, è casa casa Marchesani.
Io mi reputo un animale da palestra, proprio veramente nel profondo. La palestra è diciamo, l'ambiente nel quale io vivo e mi trovo bene, mi rassereno. Poi l'incontro con loro, che sono sempre, come dire, i ragazzi sono sempre con questi visi sinceri, con questi occhi che ti guardano esprimendo sentimenti di qualsiasi genere, però veri. È stata per me un'esperienza di educatore anche, perché ero anche insegnante a scuola, ho fatto tanti anni insegnante di educazione fisica, ma qui la società a Chiavari è stata per me, come posso dire, la realizzazione di tanti obiettivi che per quello che sento veramente erano obiettivi che non erano solo tecnici, non erano solo tattici, ma erano indirizzati anche a dei comportamenti dove anche la didattica rispettava certi principi che favorissero la socializzazione tra i ragazzi. Bene, Renzo, e quindi poi prepararli come cittadini. avremo modo, visto che hai vicino, tu hai fatto tantissimi anni, hai detto dal 58, invece hai Alessandra che è dell'Under 14, tu quando hai iniziato? Hai 14 anni, no? Io ho iniziato per la prima volta, sono entrata in palestra nella terza elementare e mi ha allenato appunto Renzo e Marco, con anche a volte Simone. E purtroppo in quel periodo è iniziato il Covid e la palestra appunto si è chiusa e per ovvi motivi ho cambiato sport. Ho iniziato a fare nuoto, atletica, anche a volte ginnastica, a scuola, diversi altri sport. Però mi mancava quel qualcosa e quel qualcosa era appunto la pallavolo e finalmente quando sono tornata in prima media, quindi dopo parecchi anni, sono tornata in palestra e mi sono risentita come all'inizio, come ero quella bambina della terza elementare, felice e libera. Benissimo, bravissimo. Perché dovete pensare che non era facile in mezzo a 3 squadre scegliere a mettere una ragazzina qua sul palco. Insomma, dopo un po' di trattative, il buon allenatore, direttore della scuola, Marco Dalmaso, ha fatto un giochino e Alessandra, proprio come non estratta a sorte, ma quasi, no? Come punizione. E Marco, direi che è andata bene, perché visto che introduzione... La prossima volta viene solo lei. Viene solo lei. Parla benissimo. Bene, poi ritorniamo con Marco, salutiamo un pochino invece gli under 12 della Virtus Entella. Matteo, allora, fai un po' una fotografia adesso di questi, tra l'altro sono quelli che avevi anche l'anno scorso, perciò Ridono. li stai vedendo crescere. Sì, è il secondo anno che li alleniamo e insomma diciamo che crescono velocemente. Sono tutti bravi ragazzi, educati, insomma, che sono tutte cose importanti, ecco. Come, insomma, lo spogliatoio come lo riesci a tenere bene, sono educati Sì. ma vivi oppure no? Mi No, sembrano no. bei vispi, Sì, sono vispi, abbiamo il preparatore atletico che conosci bene, Simone, che li tiene... Simone Boggiani. Esatto, Li tiene calmi. assolutamente. Bene, allora ritorneremo. Giuseppe invece Valentino è un po' come Renzo, no? Hai tanta storia, ti abbiamo visti per tanti anni presidente degli allenatori di calcio del Tigullio, poi una tua grossa passione, adesso sei dirigente del settore giovanile. Sono tornato dove ho iniziato. Perché poi hai fatto anche degli anni non fuori dalla Liguria, no? Sì. Come calcio. Sempre come dirigente. Sono stato a Carpi, sì, Carpi alla Spezia. Tra l'altro Carpi ieri è stato protagonista Sì, di una cosa a importante. favore per i chiavaresi. L'avresti detto di questa vittoria di Carpi a Terni? No, io avevo parlato, parlo sempre con loro, sono stato 14 anni a Carpi, Certo. Serie A anche, quindi è una cosa
abbastanza importante, però loro sono andati là sperando di finire la partita in positivo perché dovevano salvarsi e ieri vincendo quella partita sono salvi aritmeticamente, quindi è stato un colpo. Ecco, una società, magari poi ci sono i momenti delle società, ma è rimasto un bel ricordo di Carpi. Sì, non poteva non essere, sì. Io ho iniziato a fare il dirigente, cioè io sono arrivato a Carpi che era in Serie D e ho finito che in Serie B che siamo retrocessi, ma sono arrivato in Serie A, quindi sai, giocare con una realtà e tu, come il Carpi. tuo ruolo qual era? Io ero il segretario generale. Segretario. Bene, allora, bene Giuseppe, poi andremo anche a parlare un pochino dell'associazione degli allenatori, perché l'hai rappresentata per tanti anni, adesso c'è Roberto Valente che abbiamo già più volte, ma organizzeremo una sua presenza qua. Marco Dal Maso, che insomma ci sono 3 squadre qua e poi non solo attività giovanile, perché fate anche la Serie C maschile, la C femminile, insomma, e poi tutta la divisione. Se dovessi fare così brevemente, un brevissimo riassunto allora, dei campionati che state facendo, dei grandi. Partendo dai grandi, la Serie C maschile al 4º posto, sta facendo un rinnovamento, sono tanti giovani e sta facendo un buon campionato regionale. La Serie C femminile quest'anno ha cambiato quasi tutta la squadra e si sta lottando per la salvezza. Sono ancora 5 partite, sono tutte ragazze di qua, di Chiavari e di Lavagna. Poi subito sotto abbiamo 2 prime divisioni che stanno facendo un campionato terze e quarte, finiscono tutti a fine maggio, inizio giugno questi campionati. Poi ci sono seconde e terze divisioni, sono una squadra e altre 2, e poi tutte le giovanili, alcune sono già concluse, le più grandi, gli under 19 maschili, 18 femminili sono terminate, e stanno finendo anche le under 14, che poi vi parlo della finale che abbiamo fatto ieri. Qui abbiamo 2 squadre più giovani. Diciamo appena si esce dall'S3, che è il mini volley, si passa in under 12. Sono quelle ragazze là e giocano 6 contro 6 per il primo anno, quindi è complicato perché il campo si allarga, il pallone è un po' più pesante e il campo è 8x8. Poi si passa in under 13, sono le ragazze là in fondo, e i loro campionati sono più o meno a metà, e si gioca col pallone regolamentare. L'unica regola, diciamo, è che non si può battere a tennis dall'alto, si batte dal basso. E poi l'Under 14, che qui c'è un Under 14, un Under 16 terza divisione, sono una squadra unica che fa 3 campionati. A noi capita spesso di farle giocare tantissimo le ragazze, e l'Under 16 si è concluso, la terza siamo a metà campionato, l'Under 14 noi alla fine abbiamo vinto il girone, abbiamo fatto la semifinale, avete visto anche alcune immagini, con l'Unezia, una squadra di Sarzana, sempre molto forte, abbiamo vinto 3-1 là e 3-1 qui. Ci siamo qualificati per la finale, contenti di essere già passati come finaliste tutte e 2 alla fase regionale, e ieri, diciamo anche un po' inaspettatamente, abbiamo battuto la fortissima squadra della Pallavolo Spezia 3-0 a Cogorno. Sono queste le immagini che stanno andando, e le ragazze hanno fatto una partita regolare con pochissimi errori e l'abbiamo messa in difficoltà soprattutto in battuta, insomma abbiamo festeggiato poi ieri e ancora oggi. Allora, facciamo un bel applauso. Ecco, abbiamo proprio bello fresco, è la coppa di ieri questa, partita no? secca, sì, questo è, siamo campioni territoriali, diciamo, del territorio levante, da Recco a tutta Spezia. Tienilo un po' lì. Tutte le sì, lo teniamo lì, lo Eccoci. appendiamo, facciamo tutto. Intanto farei commentare a qualche protagonista. È stato il risultato, diciamo, abbiamo un Under 14. Sì, abbiamo più di un Under 14. Io partirei da Irene Chiesa. Tanto, come complimenti per il risultato di ieri, secondo te come mai ha funzionato? Diciamo, cos'è che ha funzionato? Come mai è andata bene, nonostante appunto Marco diceva che è stato un risultato inaspettato? Allora, soprattutto ci siamo comportate bene in campo e abbiamo avuto un atteggiamento corretto, concedendoci pochi errori e mettendo subito le avversarie sotto pressione, magari colpendo in modo
continuo, costante e capendo i loro punti deboli. E ad Amelia Parodi invece chiedo se comunque siete, diciamo, una squadra che si conosce da tanto tempo, se giocate da tanto tempo insieme, siete affiatate. Sì, noi io ho iniziato a giocare in questa squadra da quest'anno, quindi non è stato neanche tanto facile comunque entrare in una squadra già formata e tutto, però comunque mi hanno accolta super bene, mi sono trovata subito bene, quindi bene. Ecco, immagino che i risultati positivi poi gli aiutino anche diciamo, ad affrontare poi il resto delle partite, anche negli altri campionati, diciamo col piglio giusto. Sì, sicuramente questo. Comunque siamo veramente un bel gruppo, siamo molto unite e abbiamo lavorato molto per ottenere questi risultati, quindi... Benissimo. Ecco Marco e Renzo, abbiamo visto già dalla regia che hanno colto, no? Siete andati in onda voi due, papà e Marco. Marco, cosa ti ha dato papà, al di là della passione che credo che è evidente? Tanto no? ti ringrazio perché erano un po' di anni che provavamo, no? Assolutamente. Dicevamo, dai, quindi ti ringrazio dell'opportunità e mi fa veramente piacere essere qua insieme a papà, che per me è sempre mio papà. Certo. Poi dopo ovviamente in palestra è stato la mia guida, il mio faro, e poi abbiamo lavorato tanto tempo insieme. Adesso come questa foto qua, lui viene proprio per tutti i giorni alla Marchesani di pomeriggio, proprio perché trae dai bimbi piccoli soprattutto. Ecco, questa foto qui è la sua vecchia squadra dove lui era allenatore, quelli lì sono i giocatori del Tigullio di Santa Margherita, una squadra, giusto? Sì. Facevate la Serie C. Sì. E niente, a livello personale noi abbiamo poi vissuto insieme tantissime esperienze. Lui ha fatto l'insegnante di educazione fisica, io ho seguito le sue orme. Io ho iniziato l'università, ho fatto dell'altro, ho fatto 2 o 3 anni di giurisprudenza, potrei essere un avvocato, infelice, perché non era la mia strada, e dopo 2 anni e mezzo mi sono seduto con lui e la mamma, la Bruna, e ho detto no, io voglio fare In effetti manca la mamma motorie. che è sempre stata in Sì, ci ha sempre dato una mano. La anche salutiamo. lei. Sì, certo. Lei è stata psicomotricista e quindi è anche è stata sempre nel suo lavoro a contatto con bimbi anche con difficoltà motori, quindi ci ha dato una mano da quel lato lì tantissimo. E invece Renzo, avere un figlio che insomma, è cresciuto con te anche... Beh, è orgoglio, insomma. Come diceva Levaggi per il nipote, il rapporto è veramente appagante, insomma, lo segui sempre con passione, con emozione, a volte qualche suggerimento, ma non ne ha più bisogno, perché di fatto già nel preparare, diciamo, il lavoro in palestra, nel programmare, lui già programma per il futuro e anche, diciamo, proprio nel lavoro tecnico-tattico in palestra veramente è molto efficace. Io devo dire... Per darvi un'idea, no, quando lui prima diceva il 58, eccetera, io sono allenatore, lui mi diceva da una vita che ti vedo, no, nella pallavolo, eccetera. Io, la mia tessera da allenatore è 79.700 qualcosa. E Renzo ha la tessera 813, cioè è stato nei primi 1000 allenatori in Italia di sempre. Io vado in giro per le palestre della Liguria, non solo, e tutti mi dicono ma sai che con tuo padre abbiamo fatto questo progetto. Poi lui ha lavorato 20 anni per la federazione nazionale. Sei un po' come il Michele Corti di Genova col papà Luigi, È vero o no? È Lo vero. vogliamo ricordare, chissà quante volte vi li ho siete conosciuti visti. Suo papà è stato un dirigente nazionale. Assolutamente. Che io ho avuto modo di incontrare quando avevo incarichi nazionali con la federazione ed ero stato proprio, diciamo, demandato dal Ministero della Pubblica Istruzione al CONI, per cui il mio rapporto era proprio con la Federazione Nazionale e ho avuto la possibilità di programmare anche lì, di fare sperimentazione. Sono stati decisi dal Consiglio federale 3 centri pilota in Italia, uno era gestito da me, qui proprio nella Marchesani in pratica, e quindi voglio dire è stato un rapporto lungo, variegato, dove io mi sono compenetrato in tutti gli aspetti
della pallavolo. E poi sono tornato qua, perché io sono nato a Santa Margherita, abito a Rapallo, a Chiavari, ho iniziato i miei studi di scuola superiore e amo moltissimo Chiavari per la sua morfologia urbanistica, per i suoi portici, per tante cose. Quindi sono ritornato, diciamo, all'inizio. Bene, allora dovremmo avere in linea un tifoso, pensate voi, della Virtus Entella che anni fa, ma ce lo faremo raccontare, ha cambiato residenza, è andato nel sud Italia e ieri era, credo, l'unico tifoso della Virtus Entella presente per dei problemi che non si poteva andare come, credo, provincia genovese a vedere appunto Campobasso Entella. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, ciao. Buonasera, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, abbiamo Guido Dall'Orso, giusto? Giusto. Allora, raccontaci un po', perché ieri è stata una giornata particolare. Hai avuto il tuo compleanno con una sorpresa nella sorpresa. Raccontaci un po'. Sì, niente, ieri è il 3 del mio compleanno, quindi già avevo previsto da tempo, visto che c'era questa partita vicino a casa, che adesso io vivo all'Isole Tremiti, di andare a vedere questa partita. Poi una settimana prima, un po' di giorni prima, la mia compagna Simona, che ringrazio tanto perché da lei è nato tutto, ha avuto questa idea. Proviamo a contattare la Virtus Entella, a vedere se possono fare una sorpresa, qualche cosa. Ho detto, boh, fai tu. Poi io non ho più saputo niente, ha detto faccio io. E mi sono ritrovato poi, niente, abbiamo visto la partita. E poi dopo abbiamo incontrato un po' tutti i giocatori all'uscita degli spogliatoi e niente, Luca Parodi mi ha regalato una maglietta con il mio nome, insomma è stata una bella sorpresa. Ecco, ti vediamo in una foto, il numero 43 che penso saranno i tuoi anni. I miei anni, esatto, esatto. Tra l'altro hai abbinato anche il compleanno di Luca Parodi che è il capitano. Sì. E oltretutto pure mio figlio è nato, quindi era il compleanno anche di mio figlio di 3 anni. E allora, racconta un po' invece com'è andata la partita dal punto di vista di un tifoso, ecco. Sai, quando si vive la partita c'è sempre in tensione, insomma, poi lo stadio è particolare. Comunque la partita è bene, l'Entella ha giocato la sua partita 2-0 in primo tempo, poi ha controllato, da squadra matura, cioè, non ce lo vogliamo di più. Quest'anno proprio stiamo godendo, grazie al mister Gallo, a tutti quanti. Ma Guido, eventualmente adesso devi ricambiare, se per caso ci sarà da festeggiare, verrai su a Chiavari o no? Ma io sì, assolutamente vorrei venire su. Adesso proprio in questi giorni ho un po' di problemi dal punto di vista lavorativo che forse mi bloccano, quindi ancora non sono sicuro di riuscire a salire, ma vorrei andare. Va bene, ecco, poi si può dire, cioè, com'è stata la tua scelta di vita? Eri un chiavarese e poi quando sei andato fuori da Chiavari? Sì, no, io sono chiavarese, nato a Chiavari, cresciuto, eccetera. Io ho 3 nonni che sono liguri della zona e un nonno invece che è trimitese, che da ragazzo lui era emigrato a Chiavari e poi è tornato giù. Quindi diciamo che le Isole Tremiti sono sempre state un po' la mia seconda casa. Poi dal 2010, prima andavo in vacanza, ero più giovane, eccetera. Dal 2010 ho cominciato a lavorare giù, facevo tutta la stagione estiva nel turismo, però poi tornavo su a casa d'inverno, chiaramente i 6 mesi invernali. Invece dal 2018 ho conosciuto appunto Simona e una cosa all'altra, lei lavora lì a Tremiti, insomma alla fine mi sono fermato e ormai viviamo lì. Bene, allora grazie del collegamento e buon proseguimento. L'ultima cosa che non ho detto prima, che ci tengo a ringraziare tutta la società della Virtus Entella, perché è stata gentilissima, e anche devo dire la società del Campobasso, perché anche loro sono stati molto gentili. Bene, ok. Grazie. E allora ancora auguri anche dalla redazione Grazie sportiva mille. della nostra diretta dei tuoi 43 anni. Bene, grazie. bene. Grazie, ringraziamo l'ufficio stampa della Virtus Entella, è stata una loro segnalazione, grazie.
andrei a sentire qualche Under 12, che tra l'altro abbiamo anche le Under 12 femminili, non so se possiamo fare un incontro poi Matteo e Marco, non so, pallavolo e calcio se c'è qualcosa in comune. Vai Giacomo. Sì, qui con l'Under 12 partirei da Nicolas Enrico, visto che con Guido appunto si parlava dell'Entella, di come sta andando, tu stai seguendo l'Entella questa stagione allo stadio, come ti sembra? Certo, stiamo andando molto bene per ora e speriamo di andare in B. Sono andato a più o meno quasi tutte le partite in curva e quando capita... E c'è un giocatore dell'Entella magari che gioca nel tuo ruolo, a cui ti ispiri, che ti piace particolarmente? Sono ispirato molto a Del Frate. Quindi sei portiere? Sì, sono portiere E com'è il ruolo di portiere? Come ti trovi? È difficile anche il fatto che comunque è l'unico, diciamo, ruolo in cui sei un pochino più staccato dagli altri compagni di squadra, però comunque devi dargli una guida comunque da dietro, anche la difesa, com'è? È difficile il ruolo da portiere psicologicamente e anche fisicamente, però è bello, perché o lo fai fin da subito, o sì, lo puoi fare dopo un po', però o nasci portiere o ci diventi, ma ci vuole del tempo. Benissimo. Bravo. Matteo, hai un grande portiere, abbiamo già capito. Bravo. Hai un grande portiere. E invece Tre portieri qua, sì. Poi semmai conosciamo anche un altro. Invece qualcosa, Alessandra, te col calcio segui, poi chiediamo a loro se seguono la pallavolo, ma da stasera sicuro. E invece Alessandra? Io calcio non lo seguo molto, mio papà è più tifoso della Juve, non so perché. Però io pallavolo, Serie A, Coppa Italia, solo Tutto pallavolo? Sì. Bravo. Vabbè, poi è un po' la Virtus Entella da Chiavarese, no? Sì, i miei compagni di classe, facciamo a volte le scommesse su chi segna, le cose così. E chiedi un po' a Giacomo se invece lì il portiere segue anche qualche altro sport, non so, la pallavolo. Segui qualche altro sport? Io prima facevo hockey, prima del calcio. Prato o ghiaccio? Ghiaccio, perché quando appena sono nato, i miei genitori sono di Belluno, e appena sono nato siamo andati giù a Belluno, e quindi ho iniziato... Segui ancora l'hockey adesso? Seguo l'hockey ma poco, perché mi sto sempre più allontanando. Quello, diciamo, statunitense, l'NHL, oppure in Italia? No, in Italia, ma non di alto livello, dove giocavo io prima. Vai. Tommaso Spinetta invece segue qualche altro sport oltre il calcio? Il tennis, Sinner. Adesso che Sinner non sta giocando, segui qualche altro sport? Solo calcio. Ecco lì, visto che siamo negli sport, Roberto Levaggi invece lo vediamo sui social andando in bicicletta, facendo montagne, salite. Io vedo Pogacar che in questo momento veramente sta spopolando. Ma io devo dire, ho amato tutti gli sport perché mi sono anche fatto male alle ginocchia, ho giocato a calcio fino a 36-37 anni, in categorie locali, cominciando dai ragazzi dell'Entella. Valentino, abbiamo giocato anche insieme un po' con il general manager, abbiamo giocato in qualche squadretta assieme. Poi finita la fase più giovanile, a parte lo sci o altri sport così saltuari, e un po' di tennis, però il ciclismo è quello che si addice di più, forse magari c'è anche il golf, però è costoso. Il ciclismo, per il cicloturismo va bene un po' a tutte le età, bisogna fare attenzione perché c'è la pericolosità delle strade, però fa molto bene alla salute per tanti motivi. E se non ho infortuni o meno faccio anche 7-8 mila chilometri all'anno, perché poi riesci col ciclismo veramente la natura ad apprezzare delle cose che io sono sempre passato in macchina nel nostro bellissimo entroterra, per esempio Passo del Bracco, Passo del Bocco, Forcella, vedi con la bici delle cose, noti per la prima volta dopo tanti anni che ci sono passato che non le avevo mai viste. Quindi il nostro territorio è stupendo
per tutti gli sport, basta saperlo prendere col modo giusto, insomma. Ecco, visto che dicevano di Pogacar, facciamo come Alessia con i suoi compagni, proprio brevemente, la Roubaix quest'anno la vince Pogacar, la vince qualcun altro? No, Pogacar ha vinto ieri le Fiandre perché si addicono a lui perché ci sono degli strappi di salita fuori. Infatti non ha vinto la Sanremo perché se il Poggio fosse stato 2 o 3 chilometri più di salita avrebbe vinto anche Sanremo, perché Pogacar stacca tutti quando c'è molto, diciamo, terreno nervoso, chiamiamo così. La Roubaix è costantemente piatta, però è lunghissima e difficilissima per il pavé. Quindi vedo bene Van der Poel, vedo Van Aert, vedo altri olandesi e belgi forti, però poi se Pogacar è sempre Pogacar. Bene, ritorniamo, grazie, ritorniamo. Invece Renzo, tu sei stato sempre in palestra, pallavolo, ma con gli altri sport come te la cavi? Guarda, elencandoli, ti posso dire, la montagna prima di tutto perché fino a 10 anni ho vissuto in Trentino, poi il mare sopra, il mare sotto, quindi lì i vari stili di nuoto, e poi come tennis, tanta passione, insomma, nel senso che lo sport, e poi in generale l'atletica è affascinante per qualsiasi sportivo, perché vedi tutte queste specialità che poi ti fanno pensare all'antica Grecia, no? Questi gesti che nel tempo non sono mai spariti, continuano ad esserci. Ecco Marco, come insegnante di educazione fisica, ecco come fate, non so, nelle palestre delle scuole potete giocare giusto a pallavolo, forse un po' basket, ma anche per dare una nozione di tutti gli sport? No, beh, ci si può organizzare. Cioè, ai miei tempi giocavi a pallavolo. Dipende dall'attrezzatura, dallo spazio, ma ci si può organizzare. Noi per esempio abbiamo giocato, prima sentivo hockey con le mazze di plastica, eccetera, abbiamo giocato a baseball, sono sport meno conosciuti, però i ragazzi poi una volta che ci entrano dentro gli piacciono. Io ho imparato tutto con papà. Cioè, io ho fatto dei tornei di tennis amatoriali, ma non ho mai preso una lezione, mi ha insegnato lui. Andare sott'acqua con mio padre è uguale. Pallavolo? La pallavolo è un po' l'origine della mia famiglia, è stato subito praticato. Non so da come sia nato, per me non ho idea. Però tenere Ma il papà e la mamma giocava a pallavolo? Mia mamma giocava a pallavolo a Torino, mio papà poi si è aggregato un po' dopo. E io sono nata così, che mi piaceva tenere qualcosa in mano. E poi questo ruolo libero, no? Come è stato scelto oppure ti è stato indicato dall'allenatore? Libero, io da subito è stato amore a prima vista, guardando Monica De Gennaro durante gli europei, ho detto... Una nazionale? Ho detto basta, voglio che poi fare libero quello. non vuol dire libero di fare quello che uno vuole. No, ecco. purtroppo no. Per capire. Qual è la caratteristica principale? Deve difendere ogni pallone, tenere sempre la speranza alta, sia per la squadra come tutti, assicurarsi che dietro ci sia tutte le palle non devono assolutamente cadere, deve assicurarsi anche molto anche a livello emotivo, dato che esce, entra, e questo è anche un grande vantaggio perché in quei pochi istanti che il centrale batte puoi renderti conto di alcuni aspetti degli avversari. Bene, brava Alessandra. Allora, rimanendo nel campo giovani, abbiamo una bellissima notizia che ci arriva dal Villaggio Calcio, che c'è stata una bella vittoria, ma la facciamo raccontare, poi li avremo qua da noi. Ne approfittiamo appunto per fare i complimenti al Villaggio Calcio Juniores che ha vinto il campionato del 19 interprovinciale, quindi è stato promosso in eccellenza per il prossimo campionato regionale 2025-2026. Si tratta di un risultato storico per la società, anche per il comune di Cogorno. I ragazzi che appunto sono riusciti a raggiungere questo risultato sono ragazzi cresciuti nel settore giovanile e alcuni di loro anche hanno già fatto parte del gruppo della prima squadra. Naturalmente i complimenti a tutti i ragazzi, alla società e al mister Eugenio Lanciano e al vice allenatore Edoardo Alzeno.
Ecco, nel rivedere quelle belle foto di festa, Giuseppe, vogliamo fare i complimenti alla squadra juniores del villaggio. Complimenti perché nel fare calcio loro hanno lottato un po' più voce perché sennò i microfoni non riusciamo. Sono andato. Ok. Complimenti al mister, complimenti ai ragazzi che ci hanno messo tanto perché non credevano neanche loro, invece alla fine sono riusciti a vincere e passare di categoria. Ecco Matteo, è un bel risultato, no? Sì, sicuramente. Poi ho Eugenio Lanciani a scuola con me, quindi gli faccio i complimenti, ecco. Bene, bene. Giacomo, vediamo un po' se... Visto che abbiamo sentito tanti ragazzi finora, poi ne sentiremo altri, volevo sentire un genitore, visto Bravo. che siamo qui. Abbiamo appunto Simone Eduardo proprio in rappresentanza dei genitori, No, sei pure stai lì, seduto. Allora, intanto da genitore, ma intanto com'è quando proprio figlia sceglie uno sport, com'è accompagnarlo, com'è sostenerlo? Ci racconti intanto questa parte, diciamo, del lavoro? Domanda da $1 milione. No, non è facile, non è facile per noi, non è facile per i bambini, non è facile penso nemmeno per gli allenatori, però penso che bisogna trovare il giusto equilibrio tra incominciare a fargli notare che si può migliorare invece che mirare sempre all'obiettivo, ma l'importante è il miglioramento fine a se stesso e non l'obiettivo sempre e comunque, e cercare di mantenere la loro tranquillità, genuinità, cercando però di fargli capire che è necessario anche impegnarsi. Ecco, dai genitori poi date anche, diciamo, una mano poi alla società in qualche modo, che possa essere magari portare i ragazzi, oppure comunque, diciamo, è importante la vostra collaborazione, il vostro apporto? Sì, il nostro apporto, perché a livello di tifo sicuramente quello lì è il primo e siamo sempre presenti. Poi penso che col nostro atteggiamento anche di correttezza durante le partite, che cerchiamo sempre di mantenere un profilo abbastanza tranquillo, e poi sì, noi siamo a disposizione, se c'è bisogno, logico, magari quando c'è da trasferirsi con i mezzi ci siamo, a volte ci piace anche semplicemente seguirli. Interrompo un attimo perché abbiamo in linea telefonica, dovrebbe esserci Fabio Gallo, mister della Virtus Entella. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Eccoci. Buonasera. Allora Fabio, un applauso che arriva alla Virtus Entella, a tutta la squadra, ma anche al mister, Fabio Gallo. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere veramente. Grazie mille per l'applauso, fin troppo. Allora, raccontiamo un po' la trasferta di ieri a Campobasso, la partita. Ma è stata un bel ritorno, diciamo. Siamo partiti con tanti dubbi perché conoscevamo le difficoltà della partita e quindi i dubbi c'erano prima, poi dopo obiettivamente non pensavamo di tornare ok con i 3 punti, ma soprattutto con la sconfitta della Ternana, quindi questo ha reso il viaggio di ritorno molto molto leggero nonostante la lunghissima distanza. Certo, e tra l'altro insomma una partita contenuta subito, cioè portata avanti dal primo tempo con 2 gol, subito insomma è stato dato un'impronta alla partita. Sì, siamo riusciti a sbloccarla subito, siamo per poi dopo raddoppiarla e quindi alla 30esimo del primo tempo eravamo in vantaggio di 2-0 e quindi la partita si era messa subito nel modo migliore e la mia squadra poi è molto brava nel condurre le partite e nel portarle a casa. L'abbiamo fatto tante volte, anche ieri ci siamo riusciti secondo me in modo molto meritato. Ecco, raccontiamo un pochino questo percorso della squadra, no? Forse l'obiettivo proprio chi se l'avrebbe immaginato 3 giornate dalla fine più 8 essere primi.
Sì, non era in preventivo all'inizio della stagione. Il nostro obiettivo era quello di fare sicuramente meglio della passata stagione, perché non era stato un campionato che aveva soddisfatto nessuno. E quindi dovevamo cercare di fare bene, però man mano il gruppo cresceva a vista d'occhio e poi le prestazioni ci hanno collocato in una posizione molto alta e lì abbiamo fatto una corsa e stiamo ancora facendo una corsa, prima con 4 squadre, con Ternana, Pescara e Torres, e adesso siamo rimasti noi la Ternana. Ecco, Fabio, invece adesso come si vivrà questa settimana? No? Il ritorno sicuramente felice, ma qual è il ruolo un pochino dell'allenatore in questi giorni? Ma è quello di preparare al meglio la partita di domenica, perché ci manca l'ultimo pezzettino e quindi siamo obbligati a viverla con la serenità solita, lavorando al massimo come abbiamo sempre fatto. Chiaramente il ruolo di pompiere è quello più importante in questa settimana. Ecco, tra l'altro arriva la comunicazione della società che i biglietti per la partita di domenica contro l'Aresso saranno in vendita da mercoledì alle ore 10. Ecco, qua abbiamo l'Under 12 e c'è un mister che è Matteo Menini, ma non tanto a lui quanto un pochino ai mister, agli allenatori dei settori giovanili e tutti quanti. Quale consiglio può dare un allenatore come Fabio Gallo? Ma io nasco dal settore giovanile, quindi so le difficoltà che si hanno nell'allenare i ragazzi, ma innanzitutto bisogna essere degli istruttori e non degli allenatori, e quindi cercare di educarli come uomini, perché innanzitutto devono diventare degli uomini per bene, che abbiano nell'educazione e nel rispetto delle regole la cosa più importante. Dopodiché, per quanto riguarda gli allenatori, secondo me la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, studiando e aggiornandosi. Quindi questo penso che sia il segreto per poter fare al meglio il lavoro di istruttore, che è assolutamente differente rispetto al ruolo dell'allenatore. Bene Fabio, allora buona settimana. C'è un ragazzino che vuole fare una domanda? Allora, mi raccomando, aspetta Fabio, che c'è un ragazzino Under 12 che si chiama? Ti chiami? Simone Valdisseri. Simone, che ti vuol fare una domanda. Ciao, volevo chiederle se pensa di salire in Serie B quest'anno. Come, scusa, non ho capito. Volevo chiederle se era quasi sicuro di salire in Serie B. No, assolutamente no. Non sono ancora sicuro, però è stato un cammino, Simone, molto difficile, lungo, perché il campionato è lungo, con tante difficoltà, però la voglia di divertirci e di impegnarci al massimo della mia squadra ha fatto sì che questo sogno è quasi vicino alla realtà. Bene, non era preparata, è stata proprio l'espressione genuina di un ragazzino. C'è ancora un altro? Bravo. No, allora facciamo l'invito dei tifosi, Fabio, per domenica. Porca miseria, che bello, che bello. Bene, l'invito è quello di avere più gente possibile che faccia il tifo per la nostra squadra, in modo tale da poter coronare un sogno straordinario. Bene, ti aspettiamo nei prossimi lunedì qua di persona. Volentieri, Okay. appena possibile, volentieri. Grazie, buona serata, grazie. Allora, dalla Virtus Entella andiamo con l'Under 13, benissimo. Sì, abbiamo tutta l'Under 13, parlo con Emma Bacigalupo che è il capitano, era felicissima di parlare. Intanto ci racconti come sta andando la stagione? Ma dai, sta andando bene, siamo seconde in classifica dietro al Pallo e da poco è iniziato il girone di ritorno. E
Questo sabato andiamo contro il Lecco e dai. E siete un gruppo unito, giocate insieme da tanto tempo? Sì, da tanto tempo, e qui ho trovato non solo una squadra in campo ma anche fuori. Siamo tanto unite e insomma. Benissimo, grazie mille ragazze. L'Under 12 ancora da coinvolgere, l'Under 12. Intanto Marco, con gli amici della pallavolo, c'è stato qualche settimana fa un bel incontro del Panathlon qua a Chiavari, che c'era telecronista numero 1 direi della pallavolo, adesso Marco Fantasia. Lo abbiamo intervistato, pensate, ha fatto il commento delle Olimpiadi, medaglia d'oro della pallavolo femminile. Beh, è no, stata una Marco? vittoria storica. Una vittoria storica, non era mai successo, per il nostro giusto? movimento, né nei maschi né nelle femmine, ci siamo arrivati vicino tante volte, ma insomma ci voleva questo gruppo di ragazze, Velasco, a guidarle. È stata veramente una soddisfazione anche quella, veramente insperata, e una cavalcata trionfale, state veramente bravissimi. Allora vediamo quelle parole, l'abbiamo intervistato prima della cena e durante e dopo. Una voce amica per tutti i pallavolisti stasera a Chiavari. Sì, è un vero piacere, io poi sono genovese, quindi per me rimanere in regione per parlare della mia esperienza, del mio lavoro, dell'ultimo oro olimpico, del libro che ho scritto per raccontarlo, insomma è un grandissimo piacere. Quali sono le emozioni per un telecronista? Beh, ovviamente quella che abbiamo vissuto l'11 agosto a Parigi è, spero non irripetibile, ma sicuramente è stato un unicum fino a questo momento. Vincere quest'oro che seguivamo come movimento maschile e femminile da tanti anni è stata una grande soddisfazione. E raccontarlo naturalmente è una di quelle cose che ti rimangono dentro, perché ovviamente il piacere di averlo fatto, essere stato il primo anche a farlo, è veramente un piacere, è difficile descriverlo. Io a volte quando rivedo ancora le immagini delle ultime azioni mi viene la lacrimuccia. Appunto in quei momenti non c'è il pericolo che scappi un po' di emozione. È come se c'è il pericolo e lì devi un po' dosarti, un po' lasciarti andare, però sempre ricordarti anche quello che stai facendo, no? Trasformarti un po' in tifoso ma senza esagerare. E quindi sono momenti difficili, momenti in cui forse non ti godi tutta la gioia fino in fondo, perché comunque sai di stare parlando comunque a qualche milione di persone e quindi ci vuole quel minimo di autocontrollo. Da tifoso diciamo che avrei avuto reazioni ancora più sentite. Ragazze, siete leggenda! Hai vissuto, raccontato la crescita della pallavolo in Italia. È vero, perché il movimento è sempre stato forte, però negli ultimi 10 anni è diventato ancora più forte con questo gruppo di ragazze davvero molto molto promettenti, che avrebbe potuto vincere anche qualcosa di più fino a questo momento. Qualche cosa non è andato per il suo verso, nello sport succede, però è stato bello essere pronte nel momento più importante, che poi alla fine è quello olimpico, no? E speriamo di poterci togliere ancora qualche soddisfazione in futuro. E i campionati di quest'anno? Il campionato di quest'anno è sempre un po' nel segno di Conegliano, che ormai da 6 anni lo vince consecutivamente ed è favoritissima anche quest'anno. Vediamo Milano e Scandicci, che sono in semifinale e proveranno a venire fuori con le armi giuste, e naturalmente ancora Novara, perché comunque la serie con Conegliano non è ancora finita, anche se le Pantere continuano a essere strafavorite. Abbiamo anche l'Under 12 della Miss Admo, abbiamo appunto la capitano Camilla Volpi. Tanto voi invece come sta andando la stagione? Tutto bene, siamo primi in classifica e abbiamo vinto tutte le partite finora giocando bene e anche un attimo ragionando. Siamo un bel gruppo, infatti ci troviamo molto bene nella squadra e niente, sta andando tutto bene. Qual è diciamo, il tuo ruolo da capitano, magari all'interno dello spogliatoio? Tanto vedo che siete tantissime, quindi. Diciamo che sì, sono capitano e è un compito per me, è una bella, diciamo, non vittoria, però mi piace molto essere capitano perché comunque do anche un incoraggiamento alle mie compagne durante la partita e le aiuto e comunque è un bel traguardo, ecco. Benissimo, buona fortuna per la continuazione del campionato.
Allora facciamo uno stacco con Luca per il punto sulla pallanuoto, soprattutto le prossime gare. Diciamo che, come dicevo, la pallanuoto stiamo arrivando alla fine dei campionati, però come dicevo all'inizio della trasmissione c'è ancora parecchia incertezza, ecco, mentre gli anni scorsi ormai praticamente si avevano già i verdetti, invece quest'anno in tutti i campionati più o meno ci sono ancora parecchie cose da decidere. Per quanto riguarda la 1 maschile abbiamo già detto che ci sarà tutta l'attenzione sarà puntata sullo scontro tra Brescia e Recco, in quel di Brescia, uno scontro che darà poi il primo posto in campionato, che come sappiamo è un posto importante soprattutto in vista dei playoff scudetto. È favorito Recco che è 3 punti avanti, però abbiamo visto un Brescia che contro il Savona ha vinto 6-5 contro il Savona, non ha giocato una grande partita, però agonisticamente, fisicamente è stato molto presente. Il Brescia è riuscito a vincere la partita negli ultimi minuti con 2 belle azioni, e quindi diciamo che sarà una partita tutta da vedere, ecco, sarà veramente uno scontro pallanottistico di altissimo livello, quindi senz'altro tutta da seguire. Poi vedremo quali saranno le 4 squadre che si qualificheranno per la Final Four scudetto. Ci sono la De Hacker con Trieste a pari punti, quindi ci sarà Recco, Brescia senz'altro, Savona come terza qualificata, e poi invece ci sarà tra De Hacker e Trieste, vedremo all'ultima giornata i risultati, quale delle 2 riuscirà a prevalere per andare nella Final Four. In A1 maschile da segnalare la bella vittoria dell'Iren Quinto sulla Roma Visnova, che ha permesso praticamente alla squadra di Quinto di ottenere la certezza di rimanere in Serie A1, quindi si sono tolti da tutta la zona salvezza e sono a metà classifica, quindi un'ottima posizione per l'Iren Quinto. In A1 femminile abbiamo detto ci sarà sabato prossimo l'ultimo turno, il Rappallo Pallanuoto andrà a far visita alla Briz Nuoto Catania, dovrà vincere per forza per mantenere il terzo posto, però senz'altro la classifica dice che è Rappallo che è terzo, mentre la Briz è a metà classifica, ha tutte le possibilità per andare a Catania a vincere questa partita e quindi conquistare il terzo posto in campionato. Per quanto riguarda la 2 maschile abbiamo sempre il Chiavari che vince lo scontro diretto col Torino, quindi è sicuro praticamente del primo posto nella regular season. Vedremo poi ai playoff contro chi andrà a scontrarsi del girone sud. Quindi un Chiavari che decisamente ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, ha vinto contro il Torino, ha vinto sia in Piemonte che qui da noi, quindi diciamo che è sicuro ormai del primo posto. Invece sono un po' più complicate le cose in zona salvezza, perché qui abbiamo 4 squadre che in queste ultime 4 partite si giocheranno appunto gli ultimi posti, dovranno cercare di evitare, diciamo, gli ultimi posti e tra queste squadre abbiamo il Bogliasco, il Lavagna, il Piacenza Pallanuoto e il Brescia Waterpolo. Il Bogliasco purtroppo ha perso lo scontro diretto col Brescia nell'ultima partita, quindi rimane a 20 punti, mentre il Brescia sale a 14. Era uno scontro che se il Bogliasco avesse vinto avrebbe, diciamo, chiuso il discorso per la salvezza per quanto riguarda la squadra appunto di Bogliasco. E il Brescia sarebbe rimasto in una zona, diciamo, un po' più difficile. Invece così il Brescia risale in classifica, il Bogliasco si ferma e in mezzo ci sono Piacenza Pallanuoto e Lavagna 90 che nelle ultime partite dovranno trovare per forza il modo di fare punti e cercare di lasciare gli ultimi posti. Il Mobilpesca Lavagna sabato andrà a far visita al Como Nuoto,
ultima in classifica a 4 punti, quindi qui c'è poco da dire, la vittoria è d'obbligo per il Mobilpesca Lavagna, perché poi avrà gli scontri ancora col Bogliasco, e quindi insomma Lavagna deve vincere per forza in questa trasferta, e invece la Chiavari Nuoto andrà a far visita al Camogli, però ormai qui le posizioni sono, diciamo, ben definite. Ecco. Visto che siamo nei risultati, vado velocissimamente. In settimana si sono giocati, parlo di basket, i play-in per stabilire le semifinali del campionato regionale ligure. Nella prima partita, eliminazione diretta, un po' a sorpresa, vince il Cogoleto e si prende il diritto di sfidare l'Auxilium. Varazze Cogoleto 77-87, sabato si è poi rigiocato che l'altra play-in per decidere la semifinalista che sfiderà Next Step per Appallo sempre in un'unica partita, Auxilium Cogoleto 74-64. Con questi risultati le semifinali saranno Next Step Auxilium e Aurora Tigullio. Tigullio che probabilmente sarà qua lunedì prossimo. Bene, questo è per il basket. Da quelle parti, Giacomo, abbiamo, oltre che papà, e anche un giocatore di calcio del Santa Maria di seconda categoria, parlo di Simone Ruaro. Gli facciamo fare un flash perché so che Santa Maria sta lottando per i playoff, insomma è un momento importante, Simone. Sì, ora siamo terzi in classifica, a un punto dalla seconda, e c'è ancora qualche giornata e quindi siamo coinvolti nella lotta dei playoff, ma durante il campionato siamo stati vicino a provare a avere l'idea e l'ambizione di poterlo vincere, ma non ci siamo riusciti. Nello scontro diretto comunque siamo stati sconfitti. Campionati belli che vi divertite, giusto? Sì. Ma anzi quest'anno è andato anche oltre quella che erano le aspettative iniziali, e quindi anche solo l'idea di poter mirare a giocarsi i playoff è una gran bella soddisfazione. Benissimo, allora, salutiamo il campionato di serie seconda categoria e Santa Maria in questo caso, avremo modo magari con chi vince di festeggiare. Giacomo? E un'ultima domanda farei a Matteo Briasco, appunto dell'Interlander 12, chiedete anche a loro come sta andando la stagione, che non l'abbiamo ancora chiesto. Allora, la nostra stagione sta andando bene, siamo primi in classifica, a 2 punti su Riva che è seconda, però abbiamo perso lo scontro diretto e comunque siamo un gruppo unito, molto unito. Benissimo. Allora, siamo in chiusura, facciamo l'ultimo giro velocissimo. Renzo, i tuoi saluti, insomma, a tutti questi atleti che hai questa sera qua vicino davanti a te. L'augurio. Mi augurio ai ragazzi che sono qui stasera è che continuino. Lo sport in generale serve alla persona per completare la personalità, per aiutare la persona anche nella vita. Nella pallavolo posso dire una cosa precisa: è uno sport che richiede l'anticipazione del pensiero quando gioco. Quando gioco devo immaginare, guardando chi mi attacca, cosa farà e piazzarmi nel punto giusto. Anticipare è una delle qualità principali che viene esercitata nella pallavolo, potrei dire anche nel tennis e in qualche altro sport. Nella pallavolo, giocando, vi preparate che quando entrate in un ambiente osservate e riuscite ad immaginare cosa farete, cosa succederà. Questo vi aiuterà molto nella vita e questa è una delle cose che pensiamo di aver trasmesso a voi per tutto il vostro futuro. Auguri ragazzi. Grazie Renzo. Marco, allora grazie di questo regalo che hai portato papà, salutiamo anche la mamma Bruna, piacere, però, piacere, salutiamo la mamma Bruna. Volevo solo sottolineare una cosa, perché chiaramente oggi io ho convocato 3 gruppi
che alleno io insieme ad altri ragazzi che mi aiutano, ma li alleno io e non manca nessuno, quindi questo è il primo dato che mi fa veramente molto piacere, testimonia la loro passione per la pallavolo e la loro unione. E questo gruppo con il Gagliardetto che ieri ha raggiunto questo risultato è un gruppo che si allena insieme, sono 2010-2011 e l'Under 14 l'hanno vinto le 2011 perché le 2010 sono un anno più grandi e le hanno allenate, si sono allenate insieme, ieri erano lì a tifare per loro e quindi questo testimonia il fatto che le 2011 hanno raggiunto questo risultato ma anche insieme alle altre e quindi è veramente un messaggio anche per loro di dire io faccio parte di un gruppo, ovviamente c'è chi ha giocato di più, c'è chi ha giocato di meno, c'è chi è stato convocato di più, chi è stato convocato di meno, tutte hanno superato delle difficoltà e penso che questo Gagliardetto e queste medaglie che ha qui l'Alessandra, ce n'è andata una per uno, siano poi di tutti, di tutto il gruppo. Molto bene Marco, grazie. Allora Alessandra, ti abbiamo eletto capitana di tutte le Under 12, 13, 14, invece il tuo saluto alla tua squadra, ma alle atlete che abbiamo qua. Io parlo per tutti gli atleti in generale, per tutti gli sport. Le giornate no, a me capitano spesso, ma penso a tutti. L'unico consiglio che posso darvi è non abbattervi. Sono cose che capitano, succedono a tutti, e anche nelle partite non c'è nulla da fare. Se succedono si rimedia tutto, non è morto nessuno. L'importante è capire gli errori e capire anche con gli allenatori, allenarsi di più, anzi, meglio lo sbaglio che un punto regalato dagli avversari, dico. Bene Alessandro. Salutiamo il mister Matteo Menini. Allora, buon fine campionato. Siete primi in classifica, ho sentito. Bene. Lo scopro ora. Bene. Giuseppe, ci sono i corsi degli allenatori? Il flash? Abbiamo fatto un corso per allenatori, per settore giovanile, e il 14, il 15 e il 16 ci sono gli esami. 14, 15, 16 di aprile. Di aprile. Benissimo, allora preparatevi, mi raccomando. Benissimo, salutiamo gli ospiti anche in platea, tra cui Roberto Levaggi da nonno. Un saluto. Okay. Allora, chiudiamo Luca così insieme, salutiamo tutta la nostra squadra dalla regia, che questa sera c'è Manuel, Francesco e Giorgio, abbiamo Roberto qua in collegamento appunto con la regia, abbiamo Rosalba come responsabile della sala, abbiamo Alessandro alla telecamera mobile, abbiamo Maurizio alla telecamera fissa, tra l'altro un tifoso, vorrà festeggiare, non so, i prossimi lunedì se l'avremo qua. Non so in che condizioni però, lunedì sera. Bene, buona settimana sportiva. Giacomo, dove sei? Sei qua. Eccomi. Benissimo, ci vediamo la prossima settimana. Sono le ultime puntate, poi ci fermeremo per Pasqua, ma facciamo ancora lunedì prossimo, il 13. L'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao a tutti. Buonasera. Arrivederci.